amici di Viaggiando con l'Arte, ben ritrovati, buona giornata a tutti. Come sapete, borghi bellissimi in Italia ce ne sono tanti, arte da promuovere anche. Oggi ci troviamo in uno di questi borghi, di questi particolari piccole comunità dove si respira arte, si mangia cultura e si vive di immaginazione. Con noi abbiamo Nicolò della Prologo di Tarso, ben ritrovato Nicolò, ci troviamo a Fratta, siamo a Cortili dell'Arte, nuova edizione, sempre più ricca, sempre più viva. Sì, grazie di essere qui. Sì, quest'anno è la 15ª edizione dei Cortili dell'Arte e devo dire è veramente un'edizione record, anzitutto per il caldo, perché è veramente caldo in questi giorni, però abbiamo visto che le persone sono arrivate perché effettivamente è una manifestazione molto sentita, è una manifestazione che richiama un pubblico che è dedito sia ai luoghi, quindi ai luoghi di Fratta, ai borghi storici del paese, ma un pubblico dedito all'arte, che apprezza effettivamente lo sforzo che fa sia l'organizzazione di organizzare questo evento che gli artisti. Gli artisti sono veramente in simbiosi ormai con noi dell'organizzazione, hanno capito i valori che vogliamo trasmettere, ovvero aprire le porte dei cortili, di Fratta al pubblico e immergerli in un mondo artistico, ovvero non c'è più la barriera che c'è tra arte e pubblico, ma bensì questa barriera viene totalmente annientata e c'è una comunicazione, esplode la comunicazione tra pubblico e artista, ed è quello che vogliamo, la gente viene ai cortili e esplora il borgo, esplora però anche ogni cortile che viene allestito in base al gusto e alla sperimentazione che vuole e al messaggio che vuole dare l'artista. Quindi siamo veramente contenti. Abbiamo avuto un picco nella serata di ieri che è stato raro vederlo nelle scorse edizioni e dobbiamo gestire un po' il meteo quest'oggi. Di solito piove, oggi sono 40 gradi, adesso avremo probabilmente un po' di calma nelle ore qui del primo pomeriggio, però ci aspettiamo veramente il pubblico di ieri sera, infatti siamo molto contenti di questo. In compagnia di Michela Cesca, assessore alla cultura del Comune di Tarso. Ben ritrovato Michela, è un piacere essere ospiti in questo bellissimo borgo sospeso tra arte e cultura. È un piacere per noi avervi qui. Raccontaci un attimino come va avanti questa bellissima collaborazione con la Prologo di Tarso. È una collaborazione ormai lunghissima, Cortili dell'Arte, la 15ª edizione, effettivamente 17 anni, perché negli anni del Covid poi ci siamo fermati, diciamo. È una collaborazione con il Comune che è sempre stata fruttuosa e negli ultimi 4 anni in particolare portiamo qui un'attività che si chiama COR, che è un'attività che è stata promossa dall'amministrazione comunale anche con fondi PNRR e che ha portato qui a Fratta artisti internazionali provenienti da tutte le parti del mondo. Di questo siamo molto orgogliosi. Questi artisti si sono poi fusi con gli artisti più locali dei Cortili dell'Arte per dare la possibilità alla gente di incontrare davvero tutte le forme di arte e anche artisti di respiro ampio. Vi invito tutti ai Cortili dell'Arte perché è veramente una manifestazione che merita essere scoperta, scoprire il borgo, scoprire i cortili, scoprire gli artisti. E un'ultima cosa, vorrei fare un ringraziamento a chi ci ospita, perché i cortili sono dei proprietari delle case, loro in questi giorni ci lasciano veramente carta bianca e ci lasciano esporre gli artisti e lasciano esporre il loro messaggio, il loro pensiero. E un grazie a tutto il gruppo di lavoro dei Cortili dell'Arte, che è un anno di lavoro condensato in 2 giorni, e un grazie finale agli artisti che effettivamente vengono qui e si mettono in gioco e animano il borgo per queste giornate.